non sto dicendo che è giusto fare la terza dose, sto dicendo vogliamo testare ad esempio gli ultra ottantenni, ed è un lavoro che noi vogliamo fare, ve lo anticipo, a campione, per capire anche l'evoluzione che hanno avuto queste coperture anticorpali. Fermo qui, però si sappia che nel mondo si stanno facendo questi ragionamenti e vedo che in Italia ancora, insomma, forse già Ferragosto pesa, però direi che dopodomani è già autunno. Passato il Ferragosto, la questione per il presidente Zaia è quanto mai urgente anche alla luce di quanto sta avvenendo in Israele, dove si registra una recrudescenza del virus tra gli over 65, complice anche l'allentamento delle misure anti-Covid già a inizio primavera. Uno studio dei titoli anticorpali, questo quindi il progetto di Zaia, che permetta di capire come e quando programmare un'eventuale terza dose sui soggetti più anziani. Penso che noi dobbiamo prepararci per l'autunno, ma non pensando che venga giù il diluvio, semplicemente per cercare di gestire questa fase di convivenza nella maniera più opportuna. Spero che a livello nazionale questo sia un tema che si vada ad affrontare. Se il tema per gli over 80 è l'ipotesi terza dose, per i più giovani è quello della vaccinazione tout court, anche in vista del rientro a scuola. Da venerdì scorso in Veneto i ragazzi dai 12 ai 25 anni possono accedere liberamente ai Vax Point. In questi giorni ne hanno approfittato in poco più di 1800, un dato che Zaia comunque rivendica. Di noi chi è che sarebbe andato a vaccinarsi a Ferragosto? Cioè, considerate che il periodo non è proprio dei migliori. 1832 su 13.700 quello che è buono. Insomma, quasi 2.000 ragazzi sono andati in accesso diretto. Altro fronte è quello delle cure domiciliari. Nelle settimane in cui diverse sono le manifestazioni di piazza sul tema anche a nord-est, terapie che spesso il popolo Novax vede come alternativa allo stesso vaccino. Voglio ricordare che tutti i medici del Veneto utilizzano e possono farlo in scienza e coscienza tutti i farmaci autorizzati EMA sul mercato. Cioè non è che debbono strettamente restare legati a un protocollo che dà semplicemente delle linee guida di riferimento. 446.000 positivi, almeno 420.000 curati a casa. L'idrossiclorochina è un esempio, no? Quanto abbiamo sentito dire che era la soluzione a tutti i mali. Io non sono un medico, non ve lo so dire, no? Ma che sia chiaro che in Veneto non è proibito utilizzarla. Strettamente connesso il tema degli operatori sociosanitari Novax con la regione che aggiorna la contabilità delle sospensioni già attive e conseguenti riorganizzazioni di personale. Siamo attorno alle 100 persone sospese tra tutte le USL del Veneto, eravamo a 90 la settimana, mi sembra inizio settimana scorsa, quindi siamo sicuramente sulle 100 persone sospese. E l'USL 6 ha sospeso anche alcuni medici di medicina generale, quindi alcuni medici di famiglia, dirottando poi gli assistiti sui medici di continuità assistenziale e su altri medici.